Cabine elettorali accessibili per tutti. In prossimità delle ormai imminenti elezioni amministrative del 31 maggio e 1 giugno, il Comune di Agrigento ha predisposto delle sezioni prive di barriere architettoniche che consentiranno agli elettori portatori di handicap di poter esercitare il proprio diritto al voto. In particolare, le sezioni prive di barriere architettoniche sono la 2, la 3 e la 4 della Scuola Don Bosco di Via Dante, la 10, la 11 e la 12 della Scuola Lauricella del Viale della Vittoria, la 16, 17 e 18 della Scuola Pirandello di Via Crone, la 27 e la 28 della Scuola Anna Frank di Via Cimarra e ancora la 32, 33 e 34 della Scuola di Giovanni di Fontanelle, la sezione 37 della Scuola Materna ed Elementare di Montaperto. Accessibili ai disabili saranno inoltre le sezioni 38 e 40 della Scuola di Giovanni di Via Mari, le sezioni 41 e 42 della Scuola Fava di Viale Monserrato, la 44, 45 e 46 della Scuola Nuova Manhattan di Via De Amicis e le sezioni 52 e 53 della Scuola 11 settembre del Villaggio Mosè. Circa le modalità di voto assistito per gli elettori fisicamente impediti, ovvero persone cieche, amputate delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità, potranno esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore purché iscritto nelle liste elettorali del Comune. Per gli elettori portatori di handicap di natura psichica, invece, potrà essere chiunque ad accompagnare l'elettore in cabina al momento del voto. Per il rilascio di certificazione medica per l'elettore impossibilitato ad esprimere il voto senza accompagnatore, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha predisposto per domenica 31 maggio il servizio ambulatoriale nell'unità operativa di medicina legale e fiscale con servizio dalle 8 alle 22. Nella stessa giornata la medesima certificazione verrà rilasciata anche nella frazione di Giardina Gallotti nei locali della Guardia Medica. E ad una decina di giorni dal voto, la campagna elettorale nel suo pieno, la ripercussione più evidente è l'assalto condotto dai candidati ai muri della città e delle aree dedicate alla propaganda elettorale. Decine e decine di manifesti incollati in qualunque spazio disponibile ha costretto il Comune di Agrigento ad attivarsi ricoprendo tutto con appositi manifesti di censura. Un'abitudine purtroppo, quella del ricorso alla locandina selvaggia, che sembra ormai irrinunciabile per molti. Stando a quanto prevede la legge, la polizia locale non può procedere con sanzioni verso nessuno dei committenti o dei comitati elettorali, limitandosi a coprire i manifesti abusivi. Come dire, dopo la beffa e il danno, oltre al mancato incasso per il Comune, le multe potenzialmente andrebbero infatti dalle 103 ai 1.032 euro, il municipio di Agrigento ha dovuto inoltre spendere oltre 1.500 euro per l'acquisto di materiale necessario alla censura.